Allora siamo con il direttore sportivo della Fenice Venezia Mestre, Francesco Meneghel. E Francesco, ti chiediamo innanzitutto una tua analisi sulla gara di ieri. La gara di ieri, l'analisi è che abbiamo fatto una grandissima partita e probabilmente meritavamo almeno il pareggio per quello che questi ragazzi hanno fatto. Poi però bisogna anche accettare il risultato del campo, loro sicuramente nei momenti topici hanno avuto qualcosina in più dovuto anche all'esperienza, dovuto anche alla gestione della situazione che li ha portati a vincere la partita. Certo che una volta recuperata la partita a 8 minuti alla fine, secondo me loro hanno vinto la partita col potere di movimento, che era l'unica mossa che potevano fare in quel momento, perché fisicamente in quel momento c'era un abisso fra le due squadre. Ok, e l'andamento del campionato, della stagione, dal tuo punto di vista, come sta andando? Ma, guarda, l'andamento è ottimo, considerando che molti degli addetti ai lavori ci davano come già spacciati ad agosto, penso che qualcosina abbiamo fatto. Noi eravamo convinti di quello che stavamo facendo, che il gruppo fosse buono, che la squadra fosse buona. Sinceramente poi abbiamo fatto ha sorpreso anche noi questo andamento. La cosa che, diciamo, gli unici due passi falsi sono la sconfitta della settimana scorsa in casa dell'ultima in classifica, anche se in questo campionato tra la prima e l'ultima non c'è un abisso, per cui bisogna stare attenti in ogni partita. E probabilmente le 2 o 3 sconfitte pesanti all'andata che sono da rivedere. Infatti della partita di ieri la cosa più importante secondo me è che per la prima volta abbiamo dimostrato contro una squadra di altissima classifica di riuscire a restare bene in partita. Ok, perfetto, grazie.